il suo sottomano e corto dall'altra parte. Crawford va a inchiodare. Trento, mancano 3 secondi, ci prova Spagnolo, il tiro è corto, raccoglie Udom nella pitturato, si ferma sul gomito, difende ancora forte Trento. Parks deve forzare, probabilmente lo fa da lontanissimo. Oggi a tabellone sbaglia, però si lotta al rimbalzo, la palla lunga viene raccolta ancora da Gragiulis e poi Forrai stavolta non perdona con il suo tiro da 3 punti che riporta a -4, basta di diversi centimetri. Poi parte in 1 contro 1 Crawford, fuori per il tiro da 3 di Luca Conti. Blocco Crawford, c'è Hopkins che gliene porta un altro, si arresta, scarica proprio su 44 in maglia bianca, che apre il quarto con altri 2 punti tirati giù, fa 1 su 2. Poi Gragiulis prende il rimbalzo, guadagna un altro possesso Trento con Lockett, che stavolta Trento può andare per allungare nel punteggio. Spagnolo chiama lo Schemaric, prende il blocco da Hopkins, va dalla parte opposta e va a schiacciare Matteo Spagnolo. Manda via i compagni di squadra Granger, vuole spazio per servire Watt, c'è Udom su di lui, Udom ha 4 falli, ve lo ricordo, ne approfitta Watt. Coordinazione delle gambe a salire in sospensione per il +3 nuovamente di Trento. Hopkins gioca con 4 falli sulle spalle, ve lo ricordo, poi Brooks fa tutto molto bene. Prova spettacolare di Moraschini, passaggio sotto per Hopkins, il dai vai con Crawford, bella giocata tra i due statunitensi di Trento, quella che ci piace di più, non quella delle carte bollate della burocrazia. Intanto questa ci piace anche, quella di Spagnolo che sbaglia ma raccoglie Graziulis e va a schiacciare. 0 nel tabellino dei marcatori. Granger taglia e inchioda Mitchell Watt con Conti, Spagnolo e Forrai Molin. Fuori per falli, ve lo ricordo, Hopkins e Udom. Ottimo Graziulis dal pitturato, tiro assolutamente. La pressione è su Granger, esce Graziulis. Spagnolo su Freeman, parte Freeman, si ferma, scarica per Brooks, tira da 2, segna Jeff Brooks. Lo tiene in palleggio, prova ad affrontare Mitchell Watt che gioca alto nella 3-2 di De Raffaele. Che canestro per Matteo Spagnolo! Che canestro, con che freddezza, tantissimi palloni, ma questo canestro, signori, è pazzesco. Primo perché è difficilissimo, perché poi c'è Watt a marcare Spagnolo e poi perché mancavano. Fuori per Granger, va fino in fondo Granger, si appoggia al tabellone, sbaglia, c'è ancora tempo per il tiro, finisce la partita, vince Trento 73-72.